non ce la faccio, non ce la faccio. Aiù, Napoli Arezzo 1-3. Ma come si fa? Ma come si fa a perdere con l'Arezzo 3-1? Come si fa? Come si fa a perdere con l'Arezzo 3-1? Anzi 1-3. Vabbè, voglio, io vi saluto, bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spazio Batman napoletano. Come state, va giù? Io spero tutto bene, va giù. La malinconia si fa sentire, sì, perché ma alla prima di Allegri subito ha perso. Oh, ma la miseria. Oh. Cioè, manca a dire, vabbè, la prima, fammela vincere. La prima, così do un po' il fumo nell'aria ai tifosi. Magari la prossima stagione non faccio bene, però do un po' di fumo nell'aria. La prima, la seconda partita amichevole le vinco così do un po' di fumo per l'aria. Ma anche chissà, ha pensato a fa. Cioè, voglio, ma tutto a posto. Tra l'altro che già abbiamo perso l'anno scorso, sempre a Di Maro, sempre prima partita contro l'Arezzo, abbiamo perso sempre con 2 gol di scarto, però a differenza di quest'anno, l'anno scorso il Napoli non segnò proprio. Allora, giù, partita bruttissima che ha fatto il Napoli contro l'Arezzo, partita bruttissima, posso dire ancora una volta forte, bruttissima. Non ho mai visto uno schifo del genere. Per fortuna che ci salva Politano col rigore. Tra l'altro il rigore l'ha sbagliato, ma sulla ribattuta è riuscito a segnare almeno quello. Il Napoli sperava di vincerla, però poi è arrivato il gol dell'Arezzo per il 3-1 e tra l'altro dopo il gol l'Arezzo stava pure per segnare il terzo gol, anzi nel quarto gol che sto dicendo, sto tutto in balla, il quarto gol tra l'altro a Nikita Conti perché stranamente sono entrati 3 portieri in una partita, stranamente potevo capire 2 portieri, però vabbè, poi aggiungo, c'è Meret. Meret, ma che mi combini? Meret, posso capire il gol che ha preso Milinkovic Savic, possiamo capire il gol che ha preso Nikita Contini, ma il tuo gol, Meret, ma che miseria, ma che diamine voglio capire, cioè, ma come hai fatto a non lo parare? Cioè, il tiro centrale, tu l'avevi pure presa, e che fai? Non la respingi, cioè, vai con i pugni, non andare con la mano morbida, vai con i pugni. Cioè, ha fatto così, ha fatto. Anche a suo rischio e pericolo perché si poteva pure far male e stare 2 o 3 mesi fuori come buongiorno. Poi va giù, 10 euro per vedere una partita schifosa da parte del Napoli. Io fossi in De Laurentiis, le verrei proprio da mezzo, le verrei proprio da mezzo le amichevoli, le verrei proprio da mezzo. Se si deve pagare per vedere uno scempio del genere. Dici tu, magari io faccio delle buone partite, vinco sempre 2, 3, 4 a 0, quindi ci può pure stare che me le faccio pagare. Però se tu perdi, ok, non giochi neanche dignitosamente. Cioè, che le fai pagare a fare? Cioè, è inutile, se fai spendere ai tifosi solo soldi. Tra l'altro, poi da sono aumentato pure i prezzi, questo qua è un altro discorso. Ma vabbè, poi va giù, mamma mia. Cioè, del Napoli, si è visto, voglio farvi capire, si sono visti 2 giocatori in croce, veramente non è per dire. Alisson Santos che proprio si è sfondato proprio il primo tempo, si è proprio sfondato. E poi c'è un po' di Lobot che si è visto, ma solo giusto poco, col tiro sbagliato e con un'altra occasione verso la fine della partita che non è riuscito manco a tirare. Questi sono altri discorsi. Poi ci sono stati anche qualche altro tiro in porta da parte del Napoli.
come quello là di Lucca, però sbagliato, che ha preso il palo se non sbaglio, poi lo stesso Lucca che si è infortunato, chiama che cacchio, secondo infortunio stagionale, speriamo che non è niente di grave, però vabbè, cioè poi chi si è infortunato, mo a chi ci puntiamo, ci rimane il groppone addosso, l'intelligenza di Manna che non venne subito i giocatori. Ma vabbè, oggi io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, oggi, fatemi il piacere, commentate pure sto video, che non avevo manco genia di farlo, ciao, aggiù.